Direi di sì, cresce ancora a due cifre, già in marzo di quest'anno rispetto all'anno scorso è più 16,5. Diciamo che finalmente guardiamo i francesi dallo specchietto retrovisore, 450 milioni di bottiglie li abbiamo superati, ma soprattutto gli stiamo dando filo da torcere su tutti i mercati. Il vino veneto rappresenta il 30,8% dell'export nazionale. Che cosa ti Gli imprenditori chiedono di non avere l'ufficio complicazioni a collezione, se loro si arrangiano, sanno fare, non vogliono rotte di scatole, diciamola chiaramente. Dall'altro c'è anche da dire che il fatturato cresce del 5% e l'Italia quest'anno ha fatturato quasi 9 miliardi di euro e 10 milioni di ettari del Veneto non fanno la parte del lavoro perché il Veneto resta ancora la prima regione. Quindi guardiamo il futuro guardando i mercati internazionali e ringraziamo tutti i produttori perché l'hanno fatto in tempo sospetto. Nel 2015 ci sarà anche l'Expo di Milano, si sta parlando di un sodalizio con la manifestazione mondiale milanese, ma da parte dell'Italia è arrivato su Monaco, si tentano di farci noi siamo per la macro regione, però dico che Zoe manda il banco, nel senso che il tema agroalimentare è un tema del Veneto. All'interno della macro regione il Veneto deve portare a casa la piattaforma espositiva dell'agroalimentare. Siamo la prima fiera al mondo per i vini, per l'enologia, comunque siamo la patria della gastronomia ed è bene che questo primato resti sempre nostro. C'è il rischio che ma io direi proprio di no, noi siamo abituati ai rapporti internazionali, spesso dico che i nostri imprenditori parlano due lingue, il Veneto l'inglese e il Veneto il tedesco, per dire simpaticamente che noi abbiamo imparato lingue straniere ancora prima di imparare l'italiano, e io per primo, e proprio per questo motivo dico che siamo assolutamente predisposti ai rapporti internazionali, che sono quelli che ci permettono di dire che una bottiglia di prosecco, una bottiglia di vino veneto la trovi in tutto il mondo. Allora cheers. Cheers. Salute. Salute. Grazie Luca Zaia.